Benvenuti in diretta dalla pagina FISE del Veneto per parlare oggi di completo con Roberto Rotatori, con il consueto invito a chi ci segue poi di voler condividere queste interviste, questi link, perché è il modo di fare conoscere il nostro sport, le nostre discipline attraverso i vostri profili, attraverso le vostre pagine, anche a chi questi sport non li conosce, perché il completo, diciamolo, nelle discipline e questo non è il più conosciuto. Si tende magari a parlare più di salto ostacoli, a volte di dressage, ci sono cose bellissime come il completo o abbiamo visto qualche giorno fa il volteggio con la cavallaro che sono meno conosciute ed è importante invece che la gente impari a sapere di cosa si tratti. Quindi facciamo finta che uno non sappia nulla e spieghiamo cos'è il completo. Allora, il completo è una delle 3 discipline olimpiche. E ricordiamo che Roberto Rotori è un olimpionico, Ok, che mi pare una cosa fondamentale da dire. sì, è una disciplina, vabbè, molto abbastanza complessa, ma in senso positivo, nel senso che ha 3 prove diverse, la prima di dressage, la seconda la prova di fondo che adesso è solo cross country e la prova di salto ostacoli, quindi è una disciplina che comprende queste 3 prove fatte sempre con lo stesso cavallo. Quanto è difficile trovare un cavallo che si presti a fare cose così diverse, perché dalla campagna al dressage oggettivamente c'è tantissima differenza. Beh, a livello alto diventa una scelta, non è che qualsiasi cavallo può essere adatto, perché adesso devono essere competitivi in dressage, perché devono muoversi, lavorare e fare esercizi come il dressage, almeno fino a livello M, quindi devono essere bravi. In salto ostacoli devono saltare bene, perché una volta si pensava che bastasse che finissero il giro di salto anche con molti errori, adesso devono saltare bene e i percorsi sono tecnicamente anche un pochino più impegnativi di quelli del concorso fino a livello di categoria 130. Dico un po' più impegnativi solo perché parlando delle profondità degli oxer per esempio. E poi la prova di cross country, certo non un qualsiasi cavallo può essere adatto, però a livello giovanile, a livello iniziale, per quella che è la mia esperienza, un qualsiasi cavallo può essere adatto. Parliamo di questo movimento del completo. Roberto Rotatori fa stage in tutta Italia, oggi siamo al Casale dove sta appunto incontrando tanti atleti, farà degli altri stage proprio qui al Casale. Il movimento in Italia sta crescendo? Devo dire di sì, negli ultimi 2 anni c'è stato un po' una piccola impennata, nel senso che stanno aumentando i numeri, stanno aumentando i comitati organizzatori e di qualità e devo dire che con tutte queste iniziative che la FISE centrale e oramai quasi tutti i comitati regionali hanno preso, i numeri stanno aumentando. Adesso qui Già non siamo in pochi, la però domanda doverosa, visto che siamo sulla pagina della FISE del Veneto. Nel Veneto le cose, facendo un rapporto con le altre regioni italiane, come stanno andando? allora, Con molta partendo dal franchezza. presupposto che il Veneto è sempre stata una regione anche in completo che ha tirato fuori binomi a livello di campionati europei, non solo, se torniamo ancora più indietro, tutte le Olimpiadi che sono state fatte anche vinte dal Cavalier Sandro Argenton, ma da lì in poi magari uno si ricorda solo il Cavaliere che vabbè, ha fatto, è ancora la storia del nostro paese, però ci sono tantissimi altri centri che hanno prodotto veramente qualità. Forse per qualche anno c'è stato un po' un calo e adesso negli ultimi anni mi sembra che ci sia una bella ripresa. Io sto girando il Veneto, mi piacerebbe conoscere molte più realtà, però vedo che c'è entusiasmo anche di nuovi istruttori, nuovi centri e quindi insomma spero che continui così perché i risultati ci sono.
Adesso se guardiamo anche i risultati delle varie gare internazionali, ci sono allievi proprio qui del Casale che sono in classifica, quindi bene. Poi ci sono delle scuderie importanti come quella anche di Leandro Ballan, che Leandro Ballan è un grandissimo professionista che produce bene i suoi allievi e i suoi cavalli, quindi insomma si può lavorare bene. Parliamo dell'altra metà del binomio, del cavallo. Oggi cavallo dal completo, i cavalli che faranno il completo, ne nascono in Italia o li andiamo a trovare e cercare all'estero? Sinceramente. Allora, non vorrei sbagliare, però l'idea che mi sono fatto è che abbiamo molti giovani, di questo sono sicuro, abbiamo dei giovani molto forti che montano il completo in Italia e che stanno producendo i loro cavalli e cavalli che stanno dicendo la loro a livello internazionale, quindi ci sono molti cavalli anche nati in Italia o comunque cresciuti in Italia, addestrati in Italia, che stanno girando molto bene a livello internazionale. Ultima domanda, abbiamo più cavalieri o più cavalli? Cavalli ce ne sono tanti. Parliamo di livello. Ok, no, stavo dicendo cavalli ce ne sono tanti, ma alcuni magari non considerati. È un peccato questo. È un peccato, ma anche a livello più basso, insomma, non solo a livello alto. E cavalieri ne abbiamo, forti e che si dedicano. Il completo, dobbiamo ricordarci, comunque è la disciplina olimpica che veramente fa equitazione a tutto tondo. Cioè, se io fossi, io penso che, almeno il mio parere, sinceramente, magari non è molto politicamente corretto, però se uno inizia in completo ha delle basi importanti sulle 3 prove e da lì poi uno può scegliere. Bisognerebbe che molti più istruttori si dedicassero a questa disciplina, perché noi siamo istruttori di equitazione e l'equitazione non è una disciplina, l'equitazione sono almeno le 3 discipline olimpiche, quindi mi auguro che i colleghi si presentino sempre di più agli stage, almeno qui in Veneto, vengano, portino un cavallo del loro allievo da montare insieme a me, perché può far bene a tutti e prima di tutto al nostro sport. Lasciamo il Roberto Rotatori, che ha un sacco di incarichi federali, nazionali, istruttore. Una domanda alla cattiva, per salutarci, sorridere, a Roberto Rotatori invece, che sta in sella. Qual è il nome? Qual è il cavallo nel mondo che, se potesse, ruberebbe per se stesso? Ce ne sono tanti. Ne segniamone uno così per sorridere in uno, dai, perché ci ha pensato, io lo vedo negli occhietti. Sto pensando, ho veramente un vuoto, perché 3 che mi piacciono molto non mi ricordo i nomi, quindi se fosse... Allora mi dica dove sono, dove sta, non diciamo noi, dove stanno? 3 nazioni, in che nazioni stanno? Australia, Nuova Zelanda e Italia. Vabbè, uno è italiano adesso, allora con la speranza di vederlo in sella al cavallo del sogno italiano. Grazie, mi raccomando. Se amate l'equitazione, non se amate il completo, se amate l'equitazione, ve lo chiedo spesso da responsabile dell'ufficio stampa della FISE, per diffondere questo sport condividete i link che vedete nelle vostre pagine, perché è il modo di far conoscere questo sport anche a chi questo sport non lo conosce. Grazie.